Un popolo di neri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'Alligalli. Nel frattempo sono entrato in Galli. Allora intanto posso... Star Wars? Adesso siamo in diretta. No spoiler. In diretta, no spoiler. Siamo in diretta. Ah, su Twitter l'ha condiviso il link della live, ok. Non ci hanno arrestato su Twitter. Non abbiamo mandato per Twitter, Nessun solo pagato. per Facebook. Allora, vediamo che qua c'è i commenti, che in realtà non ci sono ancora, perché non c'è nessuno ancora connesso. Uno spettatore, ciao spettatore! Quattro spettatori, ciao spettatori! Che figata, mi vedo! Ciao spettatori! Siamo in televisione. 12 spettatori, ciao spettatori! No. Avvisate Dan quando entra, mi raccomando, perché sennò succede un casino. Comincia a dire parolacce. 19 spettatori. Buonasera spettatori! Allora, buonasera a tutti. Stasera, come giovedì scorso, c'è la diretta, come ci sarà giovedì prossimo, come ci sarà ogni giovedì. Questi sono i sottotitoli per i Da soli. adesso all'eternità. Finché non moriremo tutti insieme abbracciati. Stasera con me ci sono, come la settimana scorsa, Vale Frezza e yoibuff.com in attesa. Entri anche Super. Quindi, bene, siamo già 27, vedo che piano piano stiamo crescendo, stiamo diventando dei giovani. Stiamo diventando grandi. Dimmi, Vale. Diego, prima che mi dimentico, mi ha chiesto, aspetta prima che faccio figure di merda che devo vedere il cognome. Ok? Il coglione? Vede il coglione. Il cognome. 100 Ok, Francesca Capocchia mi ha chiesto di fargli gli auguri perché ieri era il suo compleanno. Ah, è vero, Francesca Capocchia. No, ragazzi, non ridiamo su questa, è il suo cognome. Dai, tanti auguri, Francesca. Ti adoro, tanti auguri pure da parte di Una voce. No, fate gli auguri, fate gli auguri. Facciamo gli auguri tutti quanti insieme a Francesca. Dai. Io non so. Non ce l'hai un tanti auguri al piano? È vero? T'abbiamo beccato. Ma ci fai Ce l'hai allora. Comunque, auguri Francesca, buonasera a Clemente Creta, buonasera a Daniel Grec. Spero che stasera riusciate a commentare tutti quanti, perché di solito mi dite che non riuscite a commentare. In realtà è perché dovreste creare un account YouTube. Non so che cosa vi costa spendere 2 minuti della vostra vita a creare un account YouTube, con cui si possono fare tante cose. Potete mettere non mi piace di Edoardo Mecchio, per esempio. Cioè, createlo un account YouTube che può servire per tante cose. Ripeto che ci sono con me Valeria Frezza e oibuff.com. No, ragazzi, Noi siamo gli Oibuff, Valeria e l'altra. Ma meno male che l'hai detto. Daniel, meglio. infatti l'altra volta non riuscivo a scrivere e ho proprio un canale, infatti grande, hai fatto bene che si è fatto il profilo, siamo 45 connessi, quindi siamo un po' di più rispetto a settimana scorsa, perché ora riprendiamo a fare live, quindi dovremmo ad essere tantissimi, e stasera diciamo che gli argomenti che ho scelto per parlare stasera con voi, che potete interagire sia qua sotto con i commenti, sia se vi va magari, non so, sui nostri profili privati, su Twitter, ci fate le vostre domande e noi vi rispondiamo. Stasera non ho scelto degli argomenti specifici, bensì ho scelto degli argomenti molto vasti per far sì che possiamo parlare tante ore, anche se in realtà questa diretta durerà 1 ora e un quarto circa, poi terminerà e ci rivedremo giovedì prossimo. Poi, ti ha letto? No, poi tutti a mangiare una grande pizza a Napoli. a Napoli. Perché Napoli? È il sogno di un bambino. Allora, i commenti sono disabilitati per questo video, o almeno così dice sotto. No, però a noi ci stanno arrivando i tuoi, quindi... No, perché per chi è da cellulare non può commentare, solo tramite computer. Ah, ok, quindi comprate un computer. Avete comprato cellulari che costano quanto un computer, comprate un computer. Che costa quanto? Vittoria Petrecca, ciao Frank, non posso stare molto a un bacio. Ciao Vicky, Maria Liberti invece dice la prima diretta che riesco a vedere, a Savà. Ciao ragazzi, ciao Mary da parte di tutti. Ciao. Allora, come avete passato questa settimana? Perché è una settimana che non ci sentiamo. È stata una settimana dura questa. Questa. Soprattutto per l'uscita di questo atteso film che ci ha scassato Ucaz, si può dire. Che veramente è stato sponsorizzato in tutte le cose, lo vedevo Stava dovunque, stava ragazzi, dovunque, ragazzi, stava sto film. dovunque.
Ah, di Star Wars, diceva. Mamma mia, oh, è una cosa tremenda. Le cartolone pure un pappaluna hanno visto. Sì, sì, oh, è una cosa assurda. Sì, sì, dalle gingomme ai Bestiale qualsiasi cosa, le proprio. macchine, c'era quella della Fiat stava sparata dovunque. Le mutande. praticamente. Vale, te E invece, insomma, come è passato questa settimana? Male perché sto con l'influenza. Ah, che Anche se bello, non mi si portate vede. belle notizie, ragazzi, grazie. Che hai Mannaggia. detto? Ma non si sente niente, aspetta. Ho detto mi portate sempre belle notizie. Ah, Visto? beh? No, io invece sono molto felice, io in questo periodo sono molto felice e mi sento tanto positivo, quindi positività, come disse Indiana Jones, il famoso film che è 007 e la pietra filosofale. Vabbè. È un remix. Allora, Lady Kay, sai che casino tutti in pizzeria? Sì, magari. Enrico Rispoli, buonasera, ciao a te. Beh, allora, cominciamo. Gente del web, era il primo argomento di cui volevo parlare. In che senso, gente del web? Volevo parlare... Che cazzo mi dite? Allora? Non lo so, questa cosa. Ah, ok. No, volevo parlare delle persone, degli youtubers al di fuori del web, perché bene o male tutti abbiamo avuto l'opportunità di conoscere alcuni personaggi del web e volevo sapere la vostra rispetto al loro essere umano oltre che youtuber. ok. Ok. Vai. Bell'argomento questo. Bell'argomento bello, del mi piace. No, mi piace. Vai, Vale, inizia tu. Prima le signore. Vado io? Dico chi ho conosciuto e come mi è sembrato. Sì. Ok, secondo me la persona più dolce e disponibile che c'è sul web è Mattia Cesari, che io ci ho scritto un sacco di amicizia. È un ragazzo un sacco carino, disponibile, a me piace tantissimo. Poi ne ho visti parecchi. Quella che mi ha fatto una bella impressione è anche Frog, Francesca Presentini, e i Fancazzisti Anonimi. Vabbè, Leonardo De Carli, però è scontato quello. E poi, se me ne viene qualcuno in mente, poi ve lo dico. Di brutta impressione, quasi nessuno. No, nessuno mi ha fatto una cattiva impressione. Anche perché, tranne Anthony Di Francesco, sono tutti molto simpatici e disponibili. Stavo facendo il sottofondo nel frattempo. Poi Baffoi. Inizi tu? No, inizia tu. Prima le ragazze. Allora, che dire? Secondo me, fino ad adesso, diciamo che la persona più disponibile è Diego, questo ve lo posso garantire. Sì, vabbè, quello era scontato. No, non l'hai detto. Non è scontato. L'abbiamo detto prima noi. Non è scontato. Vabbè, ormai... Non è scontato perché penso che un'altra persona al posto di Diego adesso ci avrebbe mandato a fare in culo, perché fondamentalmente cioè, capito? Il discorso è questo qui, perché purtroppo dopo la gente con i numeri inizia un po' a Clerare. esatto, dice vabbè, ma tu c'hai tot, io c'ho tot, quindi io con te non posso farci nulla, insomma è così. Però, vabbè, ti ripeto, oltre a Diego, che sicuramente non mi aspettavo che era una persona così disponibile, forse l'unica sul web disponibile così. Niente, a me mi ha fatto anche una buonissima impressione, nonostante stia sul cazzo a tutti Zoda, perché nonostante è quel tipo un po' tenebro, io quando l'ho conosciuto, è quel tipo un po' sempre in disparte, che si fa i cazzi suoi, insomma. Comunque quella volta che al web show sono fermato a parlarci un attimo, comunque mi sembrava una persona che non era quello che sembrava, insomma, a mio avviso, per come l'ho potuta vedere io. Poi niente, poi vabbè, Frog comunque l'abbiamo conosciuta anche noi, sicuramente è una persona che merita, perché è una persona che lavora sui video e su quello che fa, nonostante sta aprendo uno studio di animazione, quindi queste sono le persone che dovrebbero meritare di stare sul web e di andare avanti, secondo me. Poi, però ho sentito tante critiche sui Crew Kids. vabbè, che
che facevano feste dove invitavano le fan, ma le trattavano male, non so che cosa è successo. Io mi ritrovo nei gruppi, come diceva Diego, mi ritrovo nei gruppi di qualsiasi youtuber, non so neanche come ci sono entrata, quindi ormai sono... No, vabbè, però per me questi non sono youtuber, cioè non... No, ripeto, per YouTuber. me youtuber cioè, è tutto, non è solo, cioè comunque i Crookids, mo... Insomma, dai. Un gruppo dedicato a Giovanni Mucciaccia, perché parliamo di persone più serie, dai. Giovanni Mucciaccia è fantastico. Gianni Mucciaccia è l'idolo dell'infanzia di tutti, penso. Sì. Il fatto. Mamma mia. Prendete carta igienica con la Nil, voglio Nil. Nil pure, sì. Pure un altro che lo considero tipo Diego è Mr. Blob, non so se lo conoscete, che lui secondo me è un grande, lui è una persona bellissima, proprio è una delle più belle persone che abbia mai incontrato in vita mia, sinceramente. Guardate, grazie. Sto per fare una solo di tromba. Vai. Cos'era? Cioè, si è sentito qualcosa? Ragazzi, ho partorito. Volete vedere? No, io invece ho conosciuto un po' di persone. Ho conosciuto, vabbè, Jack Nobile, che è fantastico, cioè un ragazzo veramente semplicissimo, nonostante sia non uno youtuber ma un artista che sta sul web. Bellissima persona. Ho conosciuto i The Show tantissimo tempo fa a Roma. Sembravano dei ragazzi tranquilli. Poi quando siamo stati a Web Show Awards non ho avuto l'opportunità di poterci parlare. Matt e Bise non l'ho conosciuto di persona, ma non sto piangendo, solo che c'ho sto cazzo di raffreddore. Sembra che mi stia emozionando per Matt e Bise, ma non è così. No. Sta prendendo il raffreddore adesso, prima di cominciare la diretta. Comunque Matt e Bise sembrano dei ragazzi veramente fuori di testa, e quindi mi danno impressioni simpatici. Però quello che adoro di più è Leonardo De Carlo, che nonostante lui sia oggi un pilastro della comunità italiana, resta sempre un ragazzo semplicissimo che cerca di aiutarti in qualsiasi modo e dà sempre presente, quindi persona fantastica. Un po' c'è qualcuno che mi sta sul culo, indubbiamente. Sappiamo di chi parliamo, il resto però tipo, aspetta, io comunque ci ho lasciato anche Favij, perché Favij, cioè, per quel poco che ci sono stato, è una persona, penso, semplice e che merita veramente tutto quello che ha, perché nonostante tutto che gli dicono venduto e tutto quello che volete, comunque lui un video al giorno per i fan lo caccerà sempre, quindi cioè, forse escilo. È questo, esci il video. E quindi cioè, secondo me pure lui è un'altra persona molto, anzi, molto alla mano. No, te lo giusto. Perché deve uscire, se non lo esce. No, pure lui trovo, a parte Zoda sembrava un ragazzo tranquillissimo, cioè, nel senso... Sì, però è molto tenebroso, è quello che sta un po' sulle sue, cioè non è molto socievole. Poi dopo lì si è dimostrato un'altra persona, cioè capito? Purtroppo è così, Certo. Cioè tipo quello che c'ha un po' paura di Dio, quello un po'... Mi stanno lacrimando pure i baffi, voglio... Mo parli tu però, con baffi. Questa discussione sarà bellissima. Vedi che gli ho attaccato il raffreddore da qua? Ma sai che pure io, cioè, è una cosa incredibile, ragazzi. Cioè, sta a portare... Sempre femmina. Beh, io con te c'ho una litigata, insieme a Fabio. Su Snapchat. Su Snapchat. Su Snapchat. Da adesso ti perseguiterò fino all'eternità. Ragazzi, qui coppiette nascono, Baba Brum. La ragazza ha detto che non piace Star Wars, quindi l'ho cancellata dagli amici e poi mi ha pure rimandato la richiesta. È vero, l'hai cancellato, che bastardo. Guarda, che cazzo come fa schifo! Il club dei fazzoletti. Ma che cazzo di caccia? Ragazzi, è bellissimo quando ti soffi il naso e fai vedere quello che ti è uscito dal naso. Ma fai vedere quello che è uscito. No, dai, ma è veloce. No, allora, non uscitelo. Per quanto riguarda, vabbè, questo argomento è abbastanza difficile, nel senso che ho scelto questo argomento per dare un consiglio a tutte le persone che vogliono cominciare a fare video, che vogliono cominciare a entrare nel web, ma questo chiaramente è un consiglio che va pure per chi vuole fare musica, per chi
per qualsiasi forma di comunicazione, restate sempre per piedi per terra, perché ci vuole veramente un attimo a montarsi la testa, ci vuole veramente un attimo a farti odiare da persone che magari ti volevano bene, semplicemente perché il successo, tra virgolette, è una cosa che ti prende talmente tanto alla testa che non te ne rendi conto e cambi in un modo incredibile. Quindi il mio consiglio, cioè l'argomento era scelto proprio per dare questo consiglio, per arrivare a questo punto del video. E se abbiamo parlato di grandi nomi, di grandi youtubers italiani, creators italiani, che oggi ancora restano dei ragazzi umilissimi, come mettevo l'esempio di Favi J, perché in Italia è il top creator, ma lo stesso... comunque sia... È una persona molto semplice, cioè ragazzi, capito? Quella è quella la cosa, timida, non solo tutti i giorni lo guardano milioni di ragazzi, poi da vicino è timidissimo, quindi prendete esempio da loro, cioè restate sempre piedi per terra e fate sì che insomma la vostra resti una passione e non un motivo di vanto, perché sennò veramente non sapete come pazzi. È finita. No, questo è vero. Il secondo argomento invece era idee per video. Facciamo una stacchetto per le Uno stacchetto. Idee per video. È finito. Beh, questo pure può essere un argomento interessante. Qua stiamo... Arrivano a tutti noi, no, domande sul come fa a venirti in mente fare un video. La droga. Sto scherzando. Vai, Oibaf, io voglio sapere voi come vi ispirate per far video. Noi come ci ispiriamo? Con Ase, giustamente. Sì. Oddio, più con la bocca, dato che il raffreddore sta incombendo. Con Ase ci ho appilato lo CS casa da nonna, però va bene così. Ma diciamo che la storia di una vita è quella che quando uno si spreme al massimo per cercare un'idea... Caga su. No. No, qualche volta anche. No, ci sta magari sotto un paio di giorni, però non esce fuori niente e poi capita che magari la butto lì, vai in bagno e magari il bagno ti ispira. Quindi nei momenti dove te l'aspetti di meno ti viene quell'idea che poi elabori e piano piano esce qualcosetto di buono, diciamo. La cosa difficile è trovare una cosa che non c'è su YouTube, ovvero cioè, perché questo è molto difficile. Il brutto è che devi creare contenuti originali, però magari uno youtuber più forte di te ti vede l'idea, se la rifà e fa 1 milione, tu cioè, a forza di cacciare i contenuti originali fare sempre le stesse visual, quello che mi fa paura a me. Cioè c'è anche il dubbio se andare a vedere se c'è qualcosa di quel genere per cercare di non rifarlo uguale, oppure non andare a vedere, quindi non sapendo cosa c'è e farlo in maniera personale, però rischiando di andare a copiare qualcosa. Infatti a me è capitato un po' di volte di fare cose che mi dicevano guarda questo video già esiste, vedi? Io giuro che l'avevo pensato, cioè non l'avevo rubato. Pure a me quante volte, sei la fotocopia di Greta Menchi, Leonardo De Carli. Frezzina, lei è la nostra piccola mascotte, però non la toccate perché è Scott. Vale, dici tu come ti ispiri per far video. Allora, in realtà io oggi con tutta la febbre mi sono messa a girare un video, l'ho fatto, l'ho riguardato e ho detto a me non piace, quindi l'ho cancellato e mi sono messa là sul divano a pensare a cosa potevo fare, diciamo. E diciamo che a me le idee mi vengono così, cioè come hanno detto loro, se tu ci pensi, metti là ok devo fare un video e pensi a cosa fare, non ti verrà mai l'idea. Mentre tipo a me vengono un sacco di idee mentre cammino, ritornando a scuola e penso vabbè, ma cosa posso fare di video? E mi vengono in mente le idee così. Quindi pensate, oppure la notte proprio. La notte è incredibile. Io con le note del telefono impazzisco. Però sai che a me non piace tipo programmare un video, strutturarlo e poi farlo tipo dopo 10 giorni. Io o lo faccio subito o non lo faccio. È vero. Perché sennò rischi di non farlo più. Esatto. Se ti piace... Sei stata una folle a non fare il video, cioè a cancellare il video che non ti piaceva, perché l'ultima volta che l'ho fatto io è stato quello di Giuseppe Savio. L'hai visto? Pure questo è vero, non bisogna fidarsi troppo dei propri momenti. No, calcola che io quando ho fatto quello di Giuseppe Savio non lo volevo caricare, è stata mia sorella a dire
che lo dovevo caricare e l'ho caricato, se no non l'avrei caricato. Vabbè, ma quello un po', diciamo, dipende pure, boh, non lo so, però a me non cioè, se a me non convince non lo preferisco fare 2 settimane senza video e pubblicarne uno che mi piace che pubblicarne 8 che non mi piacciono. Ma bisogna vedere se, perché io questo sto cercando di capire col tempo, in realtà è un mesetto che sto studiando sta cosa, se è la continuità che bisogna avere sul web o se bisogna mettere contenuti che funzionino. Abbiamo pensato pure noi a questa cosa. Secondo me è una domanda impossibile proprio da rispondere, perché purtroppo magari il video su cui tu stai facendo ci punti tanto e per te può andare, alla fine non ti va, e magari il video che per te fa cagare, poi alla fine è il video che ti fa esplodere. Purtroppo è così, è tutto strano, Però secondo me io preferirei caricare un video magari lavorato bene, ok, piuttosto che caricarne 7 fatti proprio a caso, così per essere, No, insomma, infatti mi ero messa in costanti. testa di fare 2 video a settimana, però poi mi rendevo, cioè, mi trovo meglio facendone una a settimana, ma fatto bene, che farne 2 messi così, registrati proprio così velocemente perché non c'avevo tempo. Però lo sai che io ho riscontrato, io la politica del metto il cazzo che mi pare pure fatto a cazzo, lo facevo veramente all'inizio dei miei video. Io sparavo 2 video a settimana, tipo forse qualcosa in più, e magari non erano nemmeno lavoratissimi, non erano nemmeno strutturati chissà quanto bene, però davo una continuità. Oggi invece non faccio video frequentemente su YouTube perché so che mi dovrei mettere là per strutturarlo al meglio, per farlo al meglio, quando in realtà poi magari faccio una stronzata che mi viene in mente mentre sto cagando ed è quella che gira più di tutti. Quello la cosa sarebbe tutti i giorni svegliarsi e non spremersi, ma stare nella condizione mentale di farti venire delle idee senza che ci pensi, come sta capitando a me ultimamente, perché io quando pensavo e dicevo no, devo fare un video, cazzo, ma faccio un video su questo, faccio un video, non mi usciva niente, perché già da prima mi fottevo la mente pensando però poi questo magari potrebbe essere che non viene condiviso, fammi pensare a una cosa che va in voga a questo momento, no, poi devi pensare pure una cosa che comunque, per esempio, no, io molte volte parodizzo delle cose che comunque succedono nella vita quotidiana, molte volte penso ma magari succede solo a me, capito? Non è che posso chiedere a 100 persone, fare tutte le domande, scusa ma a te è successo, quindi diciamo che là fai un po' pure... Fai dei sondaggi. Anche Biril Text scrive l'idea viene quando meno te l'aspetti, è vero. Vittoria Petrecca, ciao, grazie per essere stata con noi, ciao Nicola Luigi Gallo, Super Dan dice raga invitatemi sul profilo il link per entrare, ok, te lo mando subito Dan. Cioè vabbè, poi in realtà sta cosa ovviamente è esagerata, cioè nel senso che non è che uno fa il cavolo che si pare e poi si sveglia la mattina e dice oggi faccio questo, cioè l'idea arriva un po' lì così, poi uno la valuta e ci inizia a lavorare sopra. Beh, dipende, guarda, abbiamo una visione diversa chiaramente, perché voi siete comunque videomakers, io sono vlogger sul web, poi al di là sono videomaker, però io sul web sono blogger, quindi non è che devo pensare tanto a come realizzare una cosa, io so che la posso realizzare accendendo la webcam, montando eccetera eccetera, però chiaramente io oggi sto pensando, l'ultimo video l'ho fatto con 2 telecamere, una qua e una qua, la prossima magari ne voglio mettere un'altra e voglio sperimentare questo nuovo modo di vlogging che è molto più televisivo, magari con 3 inquadrature, con movimenti mentre ma che cazzo c'ho un capello lungo vicino all'orecchio? Sì, vale il tuo forse, sì. Però comunque cioè, per me per realizzare un video basta essere sicuro di volerlo fare, nel senso che vedo un video commento da fare, so che c'è un argomento di cui parlare, perfetto, io faccio il video, voi invece dovete strutturare la cosa. Certo, vabbè, quello è normale. Però, insomma, io penso sempre che se prendete la telecamera, se magari vi capita un giorno di prendere la telecamera così e gira un video a cazzo, è quello che potrebbe girare più di tutti. No, questo è verissimo, perché noi ci spremiamo molte volte per magari cavalcare l'onda di determinati film o eventi, per magari riprendere argomenti di cui tutti parlano, poi magari non serve a niente e capita quei pochi video che magari neanche volevamo caricare che poi magari sono andati meglio di altri. Una domanda per gli Oibaf, ma quella era veramente vostra nonna? O la nonna di qualcuno? No, sono troppo curiosa, ti giuro. Tu che dici? Era mio padre! Super!
Super Dan! Ciao a tutti, io sono Carlo, ciao. Dan, cazzo Super Carlo. Sono Carlo Passa, piacere, piacere. No, Dan è in bagno, sta defecando. è possibile, c'è lo Strunz. Sì, sì, lui è uno strunz, sì, sì. Dan, ma la settimana scorsa stavi bene? Che cazzo è successo? Ciao ragazzi, come stavo bene? In che senso? Oh, Dan, ma ci stava uno seduto a posto tuo, ti somigliava tantissimo. Ha gli occhiali, non parlava bene, sembrava... No, ma infatti... No, ma la domanda era seria, no? No, sto scherzando. Ah, ok. E vedi che sono scemo anche nella realtà. Comunque proseguite pure che vi ascolto volentieri. Facciamo parlare un attimo di perché ti devo fare sta domanda che a me piace fare. Come è andata sta settimana? Normal life. Normal life. No, proprio normalista. Cioè. La vostra? No, io e Buff no. Lavoro, cioè abbiamo lavorato sul video nuovo e il resto tutto regolare. Valeria ha tutte le malattie al di fuori dell'influenza. Noi siamo impazziti con la nonna. Ma la nonna, ma sta nonna io non l'ho vista, dov'è? Come non l'hai vista? Chi è la nonna? No. Qual è il nuovo video vostro? Sì. Non l'ho visto ancora, quello di Star Wars. Sì. Io ho visto quello... Io mi ho scritto pure nei commenti, ma che è Star Wars? No, ma ti pare? Perché... ma noi l'abbiamo fatta proprio, cioè, veramente demenziale ad altissimi livelli, se si può dire. È il trailer di Star Wars. Questa qua me la devo leggere. Melania Rispoli si dice: complimenti a Super Dan per l'ordine dello stendino dietro di lui. Aspetta, no. Alla fine non è camera mia questa qua, No, infatti sembra tipo uno spogliatoio di Wimbledon. Che c'è anche una racchetta. Infatti. No, in realtà è camera mia, è camera mia. Io sono super disordinato, ragazzi. Cioè, non... No, sei Super Dan. Guarda, guarda, c'ho anche le mutande qua. Aspetta, dov'è? Ce le ho vicino qua sulla scrivania. Sai che cos'è che mi fa ridere tantissimo? Il fatto che ci sia un connubio di cose che non ci azzeccano un cazzo una parte la racchetta sullo stendino vicino al letto a fianco a cavalletto della reflex, cioè cose che non c'entrano l'una con l'altra. Diego, e sai perché? Perché? Perché la vita è un bordello. E se piove si scioglie. Come? E se si scioglie. No, vabbè. Ah sì, è vero come... Aspetta, Agostino Gargiulo dice no, fermo, non vogliamo le mutande, fagliele vedere, Dan. No, aspetta, pensavo fossero le mutande, invece c'ho un vestito da donna, però. Se volete mi vesto da donna. Mi vesto da donna in diretta. No, perché io ho comprato, ragazzi, un vestito da donna per fare la donna, la bella vaccona. Guardate, lo faccio vedere. Bello leopardato. Guarda. Ma l'hai indossato, Dan, sta cosa? È per forza, cioè che... Guarda il video così non lo guardo. Bastardo, guarda che ti ecciteresti, di la verità. No, Dan, cazzo, è vero, cioè... No, stavamo parlando, Dan, Aspetta, comunque un saluto a amici ascoltatori sempre più in alto, dal vostro... C'è una serie di gente che ti chiede di essere salutata. Ah sì, un super saluto a tutti quanti, cioè a tutti quanti. Anche un limone per le ragazze se volete, però non minorenni perché sennò... Io proporrei una banana, però non fa niente. No, diciamo, stavamo parlando di come ci viene l'illuminazione e l'ispirazione per fare un video. Vogliamo sapere pure la tua. Come, scusa? Come Baleno? Marchero. Aspetta, l'illuminazione nella stanza? No, l'idea del video, come ti viene quel flash che ti porta un'idea? Semplicemente al cesso. Tu, una volta si usava il giornale, no? Invece adesso c'è il tuo bel iPhone o smartphone, quello che è. No, a parte gli scherzi, a me vengono così, cioè, nel senso, per esempio adesso mi è venuta in mente un'idea per un video natalizio che secondo me è simpatico. Poi dopo, se volete, vi dico qualcosa. Viene così, cioè, non c'è è una scintilla, è come quando ti innamori, non lo sai, cioè viene... E non sai mai se va bene o no.
Esatto, È un rischio, è un gioco d'azzardo. Esatto, può essere un rischio anche nel... Vabbè, io faccio le cose che mi piacciono, cioè, quindi alla fine non è che mi... Ma certo. Ho fatto il video delle tette, mi piacciono le tette, cioè per dire, no? Anzi, un saluto a tutte le tettone che ci stanno guardando. Il mio numero è 347 53. No, io volevo adottare lo stesso video tuo, però mi dicono che su YouTube non si può mettere la figa, cioè nel senso che cioè, la fica sì, la fica è un po' più volgare, alla fine la tetta è già un po' più, anche se alla fine me l'hanno bannato su Facebook, no. Nel senso che io non posso, no, non bannato, però io non posso sponsorizzarlo perché ci sono le tette, capito? Così. Che sfiga, se no quest'ora avrei 2 milioni di visite su quel video. A forza di big money, vedi che poi tantissimi. A me sto mese mi sono arrivati tanti di quei soldi di YouTube che non c'è un cazzo. Daccene qualcuno a noi, sono troppi. Sì. Guarda, io vi dico solo una cosa, raga, che oggi sono riuscito a scollegarmi finalmente dopo un botto di tempo, di fatica, sudore, proprio ho dovuto corrompere gente, uccidere persone. Sono riuscito a scollegarmi dalla partnership, perché cioè una roba, cioè una truffa. Io non dico il nome perché alla fine già mi denunciano, però vaffanculo, cioè posso dire stronzi di merda, truffaldini del cazzo. No, però guarda, ce lo devi dire, perché sennò se rimaniamo inculati pure noi so cazzi. Vabbè, in privato. In privato. Lo dico in privato perché mi denunciano, ragazzi. Cioè diciamo che lettera inizia? M. Boh, avete già capito. No, non è vero, S. M-Mens. M&M's. No, M. Però non posso dire nient'altro. Non è che è una truffa, adesso sto pirlando, Però cazzo, ragazzi, cioè, per un simbionte, sembrava Venom, cioè non riuscivo a staccarmi da sta partner perché... Cioè, alla fine sono arrivato appena ho scritto guarda che procedo per vie legali, ma hanno risposto subito perché sennò mi lasciavano ancora nel brodo. Guarda, devo essere onesto, io sono stato 2 anni con Bats My Videos fantastici, cioè veramente fantastici, perché mi stavano vicino, perché mi aiutavano, avevo un assistente che c'era sempre quando lo contattavo, e dopo 2 anni ho cambiato, oggi sto con Divimove. Sì. Forse meno presente rispetto a Bats My Videos, che Bats My Videos hanno fatto fare più cose, però non c'è. Divimove me l'hanno l'ho sentito, però il mio sinceramente è quello proprio di basso livello, nel senso che possono prendere tutti. Sì, ecco, ok. No, l'hanno appena scritto nei commenti. L'hanno appena scritto nei commenti, mi sa che è quello. Vabbè, fatto sta che io non l'ho detto, quindi non mi potete denunciare. No, ragazzi, uno può pure dire che fa schifo come network, cioè attenzione, noi siamo... No, ma non è quello che alla fine, cioè, adesso a parte gli scherzi, non è è stata una truffa, però nel senso ho dovuto comunque faticare un pelino perché davvero non riuscivo a staccarmi da sta parte. Non sei l'unico, super. Aspetta, e approfitto di questo momento per dire che tutti voi che state guardando questa live, no? Sicuramente starete pensando, cazzo, gli youtuber sono milionari, c'hanno Maserati, c'hanno Ferrari, c'hanno coca e mignotte tutta la notte. No, non è vero, ragazzi, camomilla e debiti su debiti, perché non ci arrivano soldi. Cioè, ma chi guadagna sono i big di YouTube, ma i big, basta. Io non ho mai guadagnato un euro, o almeno ho guadagnato qualcosina, ma proprio pochissimo, raga, pochissimo. Ho preso una goleador. Il guadagno del... A che gusto? Quello lì alla frutta è il migliore. Giustamente. Ma parliamo di cose serie, raga. Di che cosa si parla? Allora, ultimo argomento, stacchetto. Ballo per il pubblico, vai. Ultimo argomento. No, è finita la canzone, è finita la canzone. Oddio, che brutta cosa. Aspetta, aumentano le visualizzazioni. Escile super. Ma non c'hai dei capezzoli, c'hai delle pizze.
Sì, purtroppo ho preso, no, non i capezzoli, sono aureole, perché i capezzoli sono... No, fate qua schifo gli angeli, che aureole, sono proprio tutti gli angeli. Oh ragazzi, ho preso 2 belle pere, cosa devo dire, ragazzi? Cioè, almeno di chi è il canale? Di Diego? Sì. Sì. Stanno aumentando le visite in questo momento. Sto prendendo che i spettatori se stanno scappando. Le visite mediche stanno. Allora, ultimo argomento, Facebook o YouTube? Questo argomento l'ho messo per parlare alle persone e dire cosa devo fare per diventare famoso su YouTube, fare video su Facebook, oppure cosa devo fare per diventare famoso su Facebook, fare anche video su YouTube? A voi la parola, Oiba! Che argomento, ragazzi! Scotta come... Questo è un argomentaccio, secondo me. Io penso che ogni persona, secondo me, ha un suo stile di video, quindi decide, diciamo, la persona stessa dove caricarli. Io partiamo dal presupposto che noi siamo arrivati, praticamente abbiamo iniziato a fare video forse il giorno in cui hanno iniziato a caricare video su Facebook e sono partite le sponsorizzazioni, diciamo. Sì. Era quel periodo lì, quindi parliamo del forse massimo livello di Mattia Cesari, quindi sì, un annetto fa era quel periodo lì. Sì. E secondo me, se proprio una persona vuole emergere, oggi il metodo più facile per emergere è caricare un bordello di video su Facebook demenziali, per poi, una volta che hai le cifre e i numeri, passare su YouTube in modo che la gente ti segua di là. Questo è il discorso che fanno tutti. Però se fai video di qualità è giusto che li carichi su YouTube, quindi noi carichiamo solo su YouTube, perché video super demenziali corti per me per noi non hanno più senso, quindi preferisco fare meno visualizzazioni, però caricare magari contenuti di maggiore qualità, anche non arrivando a successo, se proprio volete. È anche difficile essere originali, perché sì, poi su Facebook ormai trovi, è pieno, ragazzi, ogni giorno è pieno di pagine e profili sponsorizzati, aumentano sempre più YouTuber, quindi sempre più gente c'è e sponsorizzano tutti, quindi praticamente Facebook sta facendo i soldi neri con questa cosa, perché è così. Però dicevo l'altra volta a Riccardo, proprio parlando di questa cosa qua, che a me è la cosa che più mi attira e forse è la motivazione per cui noi carichiamo video su YouTube. Che cazzo ho fatto? Ok, sì, principalmente su YouTube, è perché YouTube mi dà, anche se non è proprio il periodo giusto per dire una cosa del genere, però mi dà più la sensazione di una community, cioè nel senso che a partire dall'iscrizione al canale, arrivando a comunque, non so, tutto un contesto che YouTube ha e che secondo me Facebook ha, vabbè, magari proprio perché YouTube è una piattaforma per i video, mentre Facebook lo sta diventando, e quindi io quando faccio parte mi sento di far parte di un qualcosa come YouTube, so che ci stanno tante persone che fanno la stessa cosa che faccio io e mi sento parte di un grande gruppo, come ad esempio queste live che facciamo, e quindi non so, una sensazione di casa, cioè il canale YouTube è un po' una casa, c'hai come lo addobbi, c'è la tua immagine del profilo, c'è la tua bella copertina, tutto il tuo... In realtà può essere il format video, cioè il tuo format video può diventare la tua casetta, anche una... Sì, anche una certo. Sì, però parliamoci chiaro, cioè chi fa video... i video li carica su YouTube, cioè non li carica su Facebook, quindi Facebook è un mezzo per trasferirsi a YouTube. Lo so, perché per esempio io quando faccio un contenuto veloce, nel senso un video di pochi secondi, ok, sì. Certo. Oggi per esempio, ieri sera ho cominciato a fare il doppiaggio di Mamma ho perso l'aereo, l'abbiamo terminato alle... È un sacco carino, non l'ho visto. Io prima lo stavo a vedere, però 5 minuti su Facebook, cioè sono tanti. Ma ha fatto 3 milioni di condivisioni. Su Facebook? Sì.
Io perché l'ho visto appena uscito, l'ho visto. Tu lo hai caricato contemporaneamente sia su Facebook che su YouTube? Però su YouTube me l'hanno rimosso, perché ci sono diritti d'immagine della Warner e quindi non si poteva... Ok, però Diego, comunque fai spesso questa cosa di caricare in entrambe le piattaforme. No, invece non voglio farla perché nel senso, io su YouTube sono quello che fa i video su YouTube, cioè i video che tu hai visto, i video commenti, quelli sono il vero me su YouTube, mentre invece su Facebook io sono il resto, cioè sono l'idea che mi viene e posso realizzare con il cellulare. Al volo, certo. Che voglio realizzare col cellulare perché magari, cioè fortunatamente per le riprese io ho il Samsung con cui potrei fare i video in 4K, la GoPro con cui potrei fare i video in 4K, la Reflex con cui potrei fare dei video di altissima qualità, però in quel momento io preferisco il cellulare, preferisco fare il video normale perché voglio che quell'idea arrivi velocemente, non voglio tecnica di video, non voglio certo. Questo è perché anche Facebook col tempo è diventato diciamo un posto, una casa in cui tu metti tutte le tue cose come se fosse la tua bacheca, in cui metti le tue cose, le metti lì appuntate e chi vuole le va a vedere, anche perché Facebook col tempo ha sviluppato la parte video, la parte gestionale di video. Una volta vedere un video non ti arrivavano i suggerimenti degli altri video della stessa persona o di persone che fanno simili. Oggi invece sì, quindi c'è una crescita da parte di Facebook rispetto a questo. L'ultima cosa e chiudo, di eccoci. Sì, no, solamente questo. Sì. Io sono sempre del parere che quello che si mette su Facebook non si mette su YouTube e viceversa, perché sono due piattaforme diverse, perché ci sono persone diverse. È chiaro che gli utenti di YouTube sono tutti utenti che hanno pure Facebook, ma gli stessi a cui piace guardare un Diego che fa un video in cui parla alla telecamera per 6 minuti, non vogliono vedere un Diego che parla alla telecamera per 6 minuti su Facebook. Ah, ok, questo l'unico pirla sono io che li carico sia su Facebook che su YouTube. Sì. Sono io il pirla, ciao raga. Tu lo fai in contemporanea, Dan? No, io prima li metto su Facebook, poi dopo... Ma in anche realtà... se dipende dalle volte, cioè magari oggi per esempio ho caricato un video cazzeggio dove... io l'ho visto, quello di Star Wars. L'ultimo, quello in centro? Sì, ma quello è da matti proprio. Ma una cagata su, cioè, praticamente il mio amico Angio, che saluto, mi fa... Angio! È il mio aiutante, è un mio amico, e niente, praticamente... Angio! Esatto, e praticamente lui mi ha detto, dai, facciamo sta cosa che andiamo in piazza. Lui praticamente è un fanatico di Star Wars e c'ha le spade laser proprio pagate un bel po'. Allora ci ha menati tipo in città. No, io di meno. E oggi per esempio l'ho caricato sia sul profilo, non sulla pagina perché era una cosa improvvisata, però sia sul profilo che su YouTube. Cioè tanto alla fine, anzi, ormai non si capisce più niente, quindi cioè metto un video magari lungo su YouTube di qualità, tipo avevo messo la parodia di Vanna Marchi, non se l'ha inculata nessuno, cioè quindi alla fine metto video a cazzo così. Facciamo gli auguri a Francesca Capocchia che sta dicendo salutatemi e ti voglio gli auguri. Bacio, tanti auguri Francesca. Ciao Francesca, un limone, ciao. Niente, cioè io penso che veramente ci siano mettere magari un video di 15 secondi su YouTube sarebbe una presa per il culo per gli utenti di YouTube. Sì. Per questo, magari quello là che ho messo io oggi su Facebook, che era un doppiaggio, è vero che sono 6 minuti di video e mai mi sarei aspettato che facesse 3.000 condivisioni, però voglio dire, cioè, comunque essendo lungo era sempre un contenuto per Facebook quello. Avrebbe potuto funzionare, forse sì, però in realtà funziona molto di più su YouTube. E la cosa che mi si diceva, che mi disse Leonardo, disse tu spingi dovunque, però spingi dovunque non vuol dire metto su YouTube perché c'ho YouTube e metto su Facebook perché ho Facebook. Metto su YouTube, prendo un trailer, lo metto su Facebook che riporti al canale YouTube. Come qualcuno nei commenti mi diceva, ma perché se fai il video su YouTube e lo posti su Facebook? No, perché Facebook da un bel po' di tempo ha cambiato gli algoritmi. Nel senso, se voi un video caricato direttamente su Facebook, quel video farà 1000 like. Se voi mettete lo stesso video
caricato però su YouTube, Facebook lo riconosce come link esterno e non lo farà comparire le persone. Sì. Questa guerra, tra virgolette, è devastante. È vero. Per noi. Sì, a livello anche mentale, perché certe volte, cioè, dove l'ho caricato? Oddio, YouTube. Cioè, sì, noi infatti... Se non fosse per i colori, penso che era da impazzire. Cioè, noi almeno infatti tempo fa facevamo così, caricavamo spezzone magari del video di YouTube su Facebook, in modo che la gente si guardava quello faceva visual e poi... ma, raga, posso dire una cosa? Però non... Oh, raga, posso salutare un attimo Ludovica, perché mi stava scrivendo e non ci avevo fatto caso. Ti mando un bacio, Ludo, scusami. Ciao Ludo, auguri. Ma no, non è il compleanno per il Ludo. È un buon compleanno. Di Natale, Ragazzi, comunque resta sempre che questo penso che sia, me ne possono dare atto sia Valeria, sia io e Buff che Dan, che finché c'è la passione di base fate, caricatelo pure sulle bottiglie, basta che sì, quello sì. Cioè, assolutamente. Raga, purtroppo, anche se la cosa è un po' brusca, io devo interrompere la diretta perché c'è il mio amico Giù che mi sta aspettando da circa un quarto d'ora e sta cominciando a scrivere parolacce. C'è bisogno che io scenda e gli incendi un attimo la macchina giusto per risolvere questa questione. Io chiaramente ringrazio come sempre Vale per essere stato con noi. A te. Come sempre. Il Buff, grazie sempre. Ciao, e anche Super Dan, chiaramente passate per i loro canali perché sono veramente fantastici, motivo per cui sono qui con me, perché sennò li mandavo a cagare, ma li voglio troppo bene. Voglio bene pure voi che state seguendo questa live e ci vediamo giovedì prossimo 21:30 con tantissimi ospiti. Ma giovedì è 24? Mi sa, no? Però ci vuole un finale mozzafiato, raga. Aspetta un attimo. Si sente? No, non andava bene questo. Cantiamo. Ok, con la canzone di Amtaro in sottofondo vi diamo appuntamento a giovedì. Grazie a tutti voi che siete stati connessi, vi voglio bene. Ti vediamo quanto prima possibile, ciao!